Buongiorno, sono Damiano Cappato di Mototravel e sono fiero e orgoglioso di essere partner di Alberto Faccioli. Ciao! Qui all'Agriturismo Val Grande di Runzi. Siamo qui perché vogliamo fare qualcosa di nuovo. Mototurismo si fa in tante forme, si fa col motoclub, si fa con tante altre modalità. L'intenzione nostra qual è? È quella di lanciare il Polesine, far conoscere la nostra terra, far conoscere i nostri prodotti enogastronomici, la nostra cucina, far conoscere le nostre bellezze dal delta del Po, con il viaggio in barca, con i pranzi a base di pesce, dal medio Polesine, con l'attività rurale con l'enogastronomia locale, con l'alto Polesine, con il distretto della Giostra, fino ad arrivare anche a Lambire Padova, con le città murate di Montagnana, di Este e con i belli Colli Euganei da visitare. Mototravel è nato un anno fa, è nato dal desiderio di fare qualcosa per chi ama fare turismo, perché ormai in strada è pericoloso, la strada è molto pericolosa. Il Centauro si sta orientando ormai in due strade, o racing, la pista, oppure il mototurismo. Noi ci orientiamo verso le persone che vogliono divertirsi, mangiare bene e vedere le bellezze della natura e delle varie città. Allora, quindi la prima iniziativa che facciamo qui in Polesine sarà dal 20 al 22 di settembre. Faremo proprio il giro del Polesine, da Bergantino fino al Delta del Po, con una toccata sui Colli Euganei. Quindi chi è interessato contatti appunto Mototravel per le prenotazioni. Faremo una tappa qui da noi, una notte qui da noi, faremo una puntatina in una trattoria dei Colli Euganei e poi per arrivare giù all'Osteria Arcadia per farci una buffatina di pesce. Vi aspettiamo e prenotate.